Il Comitato Civico Infrastrutture ed Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia interviene oggi per mezzo del suo presidente Angelo Principato affermando «Manifestiamo per l'acqua». Agrigento ha avuto il prestigioso riconoscimento di Città Capitale della Cultura 2025, un titolo che riempie di orgoglio e commozione per la proiezione culturale, progettuale ed economica del territorio nel panorama italiano e internazionale. Allora dovremmo essere contenti per tutto ciò e riconoscenti a coloro che hanno contribuito a raggiungere questo mirabile traguardo? No, non lo siamo assolutamente, afferma il presidente del comitato, perché non si campa di titoli, siamo amareggiati, delusi e arrabbiati. Ad Agrigento non abbiamo un'autostrada, treni, TAV e alta percorrenza, un aeroporto e dulcis in fundo non abbiamo l'acqua. Questo comitato, attivamente impegnato per raggiungere questi traguardi, incanalando nei modi civili, urbani, legati e consentiti la protesta che sempre più emerge dalla base per questo mortificante, assurdo, degradante e deleterio stato di cose, nel condannare l'azione inefficace e inconcludente della classe dirigente politica locale, regionale e nazionale, chiede, anzi pretende, interventi pratici, concreti, subitanei ed efficaci per risolvere con immediatezza l'efficacia e la stabilità la problematica della mancanza di acqua, riservandosi ogni azione e ogni iniziativa volta a tutelare i sacrosanti diritti della popolazione. L'acqua non è un dono, ma è un sacrosanto diritto, è un elemento essenziale e vitale dell'intera umanità. E ad Agrigento, capitale della cultura 2025, manca totalmente. Questo quanto comunicato dal presidente del Comitato Civico Infrastrutture e Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia, Angelo Principato.